Allora, siamo di nuovo qua insieme. Detto questo, chiedo l'intervento un po' di entrambi. Cosa si può fare in questa situazione? Cosa si può fare per salvare, perché dobbiamo trovare anche delle possibili soluzioni, salvare il salvabile, le attività o interagire fin dove è possibile con la regione, se questo è possibile fare, per dare un supporto insomma, a chi si lamenta. Lei giustamente, il Presidente Bertini, mi diceva fuori onda che riceve continue telefonate di operatori del settore che non vendono in questi giorni, hanno smesso di vendere, ma dalla lavatrice a ovviamente capo d'abbigliamento, che uno dice ma quando me lo metto poi tra l'altro sto capo d'abbigliamento. Sì, anche con la prospettiva che non si sa la stagione invernale come verrà affrontata. In questo momento uno evita di fare acquisti e quindi diventa drammatica la situazione per quello che magari ha in casa i capi di abbigliamento, che non succeda come in primavera quando aveva comprato tutto l'assortimento e dopo gli è rimasto là. Comprato nei saldi invernali, non l'hai ancora utilizzata la roba nei saldi invernali perché non sei uscito esatto, di casa. Quindi è una situazione drammatica. Quindi le soluzioni quali possono essere? Le soluzioni è quello di cercare di far rispettare le regole e dicendo un attimo, dando delle indicazioni serie. Ripeto, cioè, se tu ascolti i virologi, c'è quello che dice che non c'è nessun problema, c'è quello che dice che dobbiamo chiudere tutti, c'è quello che dice che non è vero perché il virus si è indebolito. Quindi in una situazione così mi devono spiegare cosa dobbiamo fare o che suggerimenti possiamo dare noi. Noi possiamo solo dire noi vogliamo sopravvivere, vogliamo andare avanti, vogliamo tenere aperte le nostre aziende, vogliamo lavorare in sicurezza. Qualcuno ci dica le regole da rispettare e noi le rispettiamo. Ecco, però ad esempio se succede come in Lombardia che fine settimana le attività dei centri commerciali o quant'altro vengono chiuse, le persone si disincentivano anche ad andare in giro oggettivamente. Perché non si possono anche lì contingentare la gente che entra, aspettare che uno esca e poi ne fai entrare piuttosto che chiudere? La soluzione di chiusura è drammatica per tutti, perché immagino anche i costi dei centri commerciali, io che sono uno di quelli che ha sempre combattuto anche queste forme di commercio, però qualcuno mi deve spiegare cosa. Allora, stiamo spingendo la gente verso ancora l'online? E quello è il problema. Allora, ecco, se c'è questo disegno qua, qualcuno ce lo spiega, ce lo dica. Noi siamo pronti anche veramente a fare le barricate contro queste logiche qua, perché non vanno bene. Perché chi si reca nei centri commerciali è quel tipo di persona che comunque in città, se fa freddo, se piove, non ci andrebbe, o perché la città è lontana, perché appunto non può spostarsi, e quindi va nel centro commerciale perché gli è più vicino, gli è più comodo. Una spesa diversa. Esatto. Se no compro online, effettivamente la soluzione è quella, ma a quel punto si avvantaggiano sempre i soliti noti. Sì. Allora quindi anche questo, forse questa provocazione andrebbe fatta. Però è bene dire anche il cittadino che compra online, perfetto, guarda che puoi anche risparmiare, però ricordati che questi signori difficilmente lasciano un l'obolo al nostro paese. Quindi quando abbiamo bisogno di infrastrutture, di strade, di ponti, di scuole e di tutte queste cose qua, siamo noi che dobbiamo dare il nostro contributo, gli operai, gli imprenditori, tutti. Ecco, e l'online in mente ha un'agevolazione fiscale che ormai è sotto gli occhi di tutti. Io lo sto ribadendo da molto tempo, spero che qualcuno si sensibilizzi e cominci a mettere veramente i puntini. Presidente Sina, vabbè, qua arrivano vari messaggi che suggeriscono di vedere il problema cambiando la classe dirigente governativa in toto, ma vabbè, tanto andiamo a votazioni sempre gli stessi, anzi si decide senza il volere del popolo, per cui non abbiamo ben poco da scegliere. Ma chiedo a lei, l'online a questo proposito, visto che l'ha accennato il Presidente Bertin, funziona anche nel settore automoto? Sì. Certo, assolutamente. Diciamo che nel nostro settore il 95% delle persone vanno online, configurano l'auto e arrivano da noi in concessionaria già preparati, e quindi sicuramente, per non dire che poi chi più chi meno dipende un po' dal concessionario. Però diceva vendiamo anche una buona percentuale online. Sì. Aspetti che Bertini fa una domanda. Però Presidente, comprano in concessionario? Certamente, no, assolutamente, come dicevo,
vengono da noi già preparati, documentati, Esatto. rispetto ad una volta che venivano da noi a chiedere, a scoprire tutto, però poi vengono da noi. Diciamo che il nostro settore per fortuna è ancora, speriamo duri, abbastanza tutelato, perché comunque hanno la permuta, l'usato da dare indietro, Esatto. devono fare il finanziamento, vogliono vederla, toccarla, provarla, salire nell'auto, e quindi diventa evidentemente più difficile fare solo online. Anche se devo dire che diverse case automobilistiche nei prossimi 5-6 anni la vedono in maniera diversa, ma vorrà dire che ci attrezzeremo poi. Benissimo, siamo giunti al termine, andrebbe da parlare ancora tanto tempo di questi temi qua. Grazie del collegamento al Presidente di Confcommercio Veneto Settore Automoto Sina, grazie e buon lavoro Presidente. Grazie, grazie a voi tutti. Grazie. Presidente Bertin, siamo in chiusura, una battuta di chiusura e poi devo salutare anche lei. Velocissimo. Una battuta di chiusura è quella che mi auguro che questa situazione finisca prima possibile. Non avevo neanch'io ipotizzato di trovarmi in questa situazione e devo dire che veramente questa sta diventando pesantissima. Abbiamo interi settori nostri che sono a digiuno da parecchio tempo, da mesi ormai, la prospettiva non è del domani e quindi io mi auguro che qualcuno ci dia delle risposte chiare, concrete e che vengano aiutate le imprese che non ce la faranno e che vengano aiutate in maniera importante, perché, ripeto, non è solo l'impresa, è la famiglia, sono gli addetti che lavorano e poi è il valore culturale anche di una città. Il commercio è un valore importante in una città. Io non sogno e non posso pensare a una città senza attività commerciali. Presidente Bertin, grazie ancora del suo intervento e del suo contributo, quindi un grande senso di responsabilità individuale in tutti quanti noi, in qualsiasi luogo, anche e soprattutto tra le pareti domestiche, perché purtroppo dopo ci si rimette tutti quando tutto viene chiuso, perché a catena chi perde il posto di lavoro e poi non ha più soldi sono veramente tragedie per tutta la famiglia e per la collettività, visto che a queste conseguenze sembra non pensarci nessun altro. Buon proseguimento, noi ci vediamo domani, grazie.